Countdown azzerato, tutto pronto per la quinta. Confronto per 5-6 anni, non vincitori di 12.000 euro in carriera. 1 Edin dei Daltri, Maurizio Cheli, 2 Il Diablo, Marcello Di Nicola, 3 Tiennest, Alessio Di Chiara, 4 Event Rose, Maurizio Scala, 5 Diomede del Ronco, Massimiliano Matteini, 6 STSL, Andrea Farolfi. In seconda fila 7 Ellerzop, Francesco Virzì, 8 Elli delle Naldine, Vincenzo Torrente, 10 Ecstasy Jet, Massimiliano Romano, 11 Extreme Dream Trio, Giampaolo Minnucci. Macchina che inizia a prendere velocità, entra addirittura e li lascia con la rottura di Diomede del Ronco. È veloce, dal largo STSL che prova a prendere la testa. Al suo interno però Edin dei Daltri e il Diablo provano ad opporsi. Si imbocca la prima piegata con Edin dei Daltri che rientra il Diablo e lo fa anche ad STSL, la quale rimane al largo e sbaglia. E così Numero 6 Edin dei Daltri al comando nei STSL confronti del Diablo. Poi la terza posizione per Ellerzop, partita bene dalla seconda fila, al largo allo scoperto, prova a venire in avanti Etienst. 14,7 per il lancio e il completamento dei primi 400 metri di gara per Edin dei Daltri, passati in 36. Maurizio Cheli ha preso la testa e ora rallenta. Al suo esterno c'è Etienst, in corda il Diablo, poi Ellerzop, seconda pariglia per Event Rose, quarto in corda Ecstasy Jet, terza pariglia al largo invece per Extreme Dream Trio. 46,5 i 600 di gara. La mossa accennata da parte di Extreme Dream Trio in terza ruota, quale però poi decide di rimanere lì al completamento del giro, passato in 1-1-7. Sempre in vantaggio Edin dei Daltri, al largo Etienst, in corda il Diablo, poi Event Rose, ancora Ellerzop, terza alla corda, precede Ecstasy Jet, ora muove invece Extreme Dream Trio che sposta in terza corsia ma sbaglia. Chilometro in 1:17,4. Sempre Edin dei Daltri in controllo delle operazioni. Numero 11 Extreme Dream Trio squalificato. Il Diablo chiuso secondo in corda. Terza di dentro Ellerzop che prova a venire al largo a 400 dalla conclusione. 14,9 la retta di là. Il leader che cerca di risparmiare più energie possibili. Etienst che continua sul passo al suo esterno. Il Diablo che ha la sola opzione open stretch. Poi ancora Ellerzop all'ingresso addirittura d'arrivo, in vantaggio Edin dei Daltri nei confronti di Etienst. Il Diablo che va in open stretch al largo Ellerzop. Edin dei Daltri è in vantaggio nei confronti di Etienst che insiste sul passo. È ancora in vantaggio Edin dei Daltri, insiste Etienst, i due testa a testa sul palo. Etienst tutta strada di fuori, stampa Edin dei Daltri, poi è il Diablo. 29,5 ad arrivare, 1:15,7 ragguaglio cronometrico, fa un numero Etienst tutta strada allo scoperto. Alessio Di Chiara per Francesco Zed, i colori della scuderia Warriors, il figlio di Napoleon Barr, in percorso completamente scoperto. Ha ragione nel finale dei due più attesi, Edin dei Daltri che se l'era fatta al comando è secondo, al terzo posto finisce El Diablo. 3-1-2 in numeri, il probabile arrivo della quinta con la vittoria di Etienst, Alessio Di Chiara, Francesco Zedda, i colori della scuderia Warriors.